Ben ritrovati, eccoci di nuovo in diretta da studio, straordinaria di Antena 3 dedicata al sindacato, alla CGIL in particolare. Allora saluto e ringrazio le mie ospiti che mi hanno raggiunto in studio, Monica Giomo che è amministratrice delegata di CAF, per cui ben trovata Monica, perché è un volto che ormai conoscete anche voi da casa, importante per tutte le informazioni che ci dà. Carla Barel, buongiorno, responsabile del servizio partite IVA, sempre della CGIL. Collegato via Skype dovremmo avere Graziano Basso, che è responsabile fiscale del CAF Nord-Est. Buongiorno Graziano. Buongiorno a tutti voi. Allora, la parola subito a Monica, perché questi sono giorni cruciali, vero Monica? Lo vedo dall'espressione. Parte la campagna fiscale 7.30 e dunque bisogna già mettersi nell'ottica di fare la dichiarazione di redditi e di procurarci tutto quello che serve per farla. È così? Sì, esattamente, quando alla volta di domani di fatto apriamo l'attività e entriamo nel vivo di questo periodo che ci vedrà insomma impegnati fino a fine settembre per la compilazione dei modelli 730 in particolare, ma non solo. Qui con me in studio infatti c'è Carla Barella, che è appunto la collega responsabile del servizio partite IVA, ossia segue tutta quella platea di soggetti che hanno aperto appunto la partita IVA. Con noi poi appunto, come presentato, c'è anche Graziano, perché insomma ci aiuterà un pochino a dare delle informazioni su una serie di novità importanti che guardano appunto al nostro modello 730 in particolare, che appunto ci accingiamo a iniziare a compilare da domani. Noi come sempre cerchiamo di dare un servizio di qualità e di professionalità che guarda soprattutto al fatto di dare assistenza a chi si rivolge a noi, cercando di soprattutto non incorrere in sanzioni future. Il nostro lavoro quindi, per quanto riguarda la compilazione del 730 in particolare, vuole essere un'attenta visione della documentazione che il cittadino ci porta naturalmente sopra il tavolo, e però nel contempo cercare, attraverso il flusso che ci arriva attraverso appunto una delega sottoscritta dallo stesso cittadino, dall'Agenzia Entrate, fargli capire se ci sono spese piuttosto che oneri di cui in quel momento non abbiamo magari la documentazione a corredo. Ecco che sia il cittadino ha modo di poter recuperare tutto ciò che in qualche misura ha speso durante il corso dell'anno 2023 e di dichiarare naturalmente anche tutti i redditi, quindi non dimenticando nessun pezzettino. È importante quindi portare con sé al giorno dell'appuntamento, lo ricordiamo, la busta utilizzata, quindi il contenitore dove dentro c'è la copia della dichiarazione dell'anno passato, tutte le pezze giustificative nuove, tutti i documenti di spesa, gli scontrini e tutti i vari mutui. Che nessuno tiene più? Che nessuno tiene più, ma invece è importante, assolutamente, insieme anche magari ai pagamenti effettuati, bonifici e scontrini di POS o carte di credito piuttosto che assegni, e quindi insomma non scartare nulla, ecco, portare all'appuntamento tutto, perché poi sarà l'operatore rispetto a quelle che sono le disposizioni nuove che l'Agenzia Entrate magari di anno in anno, infatti magari Graziano sicuramente poi ne ricorderà qualcuna, sì, magari ci pubblica. Dobbiamo appunto cercare di indirizzare il cittadino a, insomma, a completare correttamente la sua dichiarazione dei redditi. Naturalmente non facciamo solo questo, e noi diciamo, continuiamo a gestire naturalmente tutto l'anno anche la compilazione dell'ISEE, che sappiamo essere, insomma, insieme al periodo delle dichiarazioni dei redditi, sicuramente uno degli strumenti più utilizzati per poter ottenere sconti, benefici. Poi magari ne ricordiamo qualcuno anche a livello locale, che naturalmente si aggiunge a quelli che già a livello nazionale ci sono, come il bonus, naturalmente gli sconti su luce, gas e acqua a livello nazionale appunto. È un'attività che ci vede impegnati soprattutto nei primi mesi dell'anno, perché ricordiamo che la dichiarazione ISEE non è altro che una, diciamo, raccolta di redditi e patrimoni di tutti i componenti del nucleo familiare. Si inseriscono queste informazioni
ne fuoriesce un valore che si chiama ISEE e quel valore ci consente di ottenere appunto, di accedere a sconti, benefici che riguardano i figli, magari per quanto riguarda l'università, ma piuttosto anche benefici per le rette, per le mense, per il trasporto, insomma serve per molteplici cose. Naturalmente ricordiamo, io butto là delle cose, poi magari con Graziano li possiamo approfondire, l'assegno unico, ecco, l'importante è sempre informarsi per cercare di portare a casa tutto ciò che in qualche misura insomma abbiamo a disposizione attraverso le norme che a volte appunto non si conoscono, quindi il nostro impegno è quello di informare e lo facciamo magari anche attraverso il nostro sito www.cgltreviso.it che ci consente appunto di dare delle informazioni diciamo sempre aggiornate su quelle che possono essere le novità dei vari servizi, e trovate appunto anche qualcosa inerente naturalmente al servizio delle partite IVA, nonché al modello 730, ISEE, successioni, colfa badanti, insomma tutta quella serie di servizi che naturalmente il CAF offre in aggiunta alla compilazione della dichiarazione dei redditi. Vediamo se la regia, Monica, è in grado di farci vedere. Sì. Regia, non so se vedete in scaletta contatti CAF CGL e appunto se riusciamo a farli vedere comunque anche nel proseguo del discorso. Sì. Segno unico, Monica, che tanti hanno imparato a conoscere proprio perché, sì, perché l'ISEE è obbligatorio per richiederlo, assolutamente, no? Certo. Questo beneficio. Poi giustamente insomma questo l'ho imparato anch'io da voi, cioè quei soldi sono a disposizione dei cittadini, no? Non è questione, bisogna vincere anche un po' di pigrizia alle volte, di mettere insieme carte, documenti e prendere appuntamento e presentarsi, perché ne vale sempre la pena, insomma sono soldi nostri di diritto, lo Stato li mette a disposizione ed è corretto che vengano anche impiegati, no? Anche perché poi l'assegno unico, ma piuttosto rispetto a altri bonus, se i cittadini non li usano si dà quasi l'impressione che non servano, invece servono e bisogna dimostrare che ci sono. Allora giustamente lo introduceva Monica, visto che ci sono novità ogni anno anche dal punto di vista fiscale, ci appelliamo a Graziano, perché anche quest'anno, Graziano, no, ci sono delle novità in campo per il modello 730 2023, quali sono le principali? Allora, innanzitutto è stata previsto l'ampliamento della platea delle persone che possono accedere al modello 730, nel senso che è stata data la possibilità anche di presentare il modello 730 ad alcune tipologie di redditi, per alcune tipologie di redditi che prima non transitavano nel 730 stesso. Innanzitutto è stato anche rimosso un vincolo abbastanza pesante, che era quello per il quale una persona che aveva un sostituto d'imposta e aveva magari un datore di lavoro ed era l'unico dipendente, per presentarsi il modello 730 e il credito venisse portato avanti negli anni, perché le sue ritenute che il datore di lavoro doveva versare non erano sufficienti a coprire il credito della persona, per cui si portavano avanti, si trascinavano queste situazioni di credito. Allora l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in questo, ha dato la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi modello 730 anche per i soggetti che hanno sostituto di imposta nella modalità senza sostituto di imposta, e questo garantisce due cose: che nel caso in cui mi trovi a debito e abbia delle cifre abbastanza elevate da pagare, posso fare a meno di transitare per la busta paga e fare il versamento delle imposte dovute tramite i modelli F24, garantendomi comunque la celerità del modello 730. Per quanto riguarda i rimborsi invece, ovvero tutte quelle persone che sono magari l'unico dipendente dell'azienda e per cui non c'è la disponibilità per poter dare il rimborso interamente, perché ricordiamo che l'azienda in quanto tale non anticipa nulla nei confronti del lavoratore, ma va a rivalsa su quello che dovrebbe versare entro fine anno a titolo di ritenute, per cui in alcune condizioni si faceva sì che magari la persona avesse 2-3 mila euro di rimborso e queste non riuscissero a trovare capienza entro l'anno e il differenziale si portasse avanti nell'anno successivo. Ecco, in questo caso, avendo aperto questa tipologia di 730, la persona potrà presentare il 730, invece di avere il rimborso in busta paga, entro il 31 di marzo dell'anno successivo potrà riceverlo tranquillamente tramite il conto corrente bancario.
in quanto basterà semplicemente presentare il primo anno il modellino di accredito in conto e la cosa si risolverà così, dando così una velocità nel rimborso. Se pensiamo che un modello redditi, perché abbia il suo corso e abbia il suo rimborso, passano più di 2 anni e mezzo, quasi 3, per poter vedere monetariamente, perché il contribuente veda monetariamente l'esito, qua parliamo di 6 mesi dal 30 di settembre, ovvero entro il 31 di marzo. Per cui il tempo è molto più celere. Poi l'ampliamento di platea ha fatto sì che venga anche interpretato con la possibilità anche di dichiarare redditi, che ne so, solo di fabbricati, cosa che prima non era possibile nell'ambito del modello 730, sempre un po' per velocizzare e movimentare lo scenario. Tanto più che in previsione ci saranno anche altre cose, altri redditi che verranno introdotti. Per il momento hanno introdotto dei redditi particolari, tipo la rivalutazione dei terreni, oppure hanno messo i redditi di capitale degli investimenti all'estero, hanno aggiunto la parte per gestire il monitoraggio delle criptovalute, delle attività finanziarie, degli immobili all'estero. Stanno un po' aprendo perché praticamente il 730 diventerà sempre più ampio. E già da quest'anno appunto hanno aggiunto anche una pagina per poter praticamente contenere tutte le notizie e tutte le informazioni. Poi prima avete parlato giustamente di assegno unico. E ricordo che sebbene nel modello 730, nelle istruzioni del modello 730 o anche sul sito dell'Agenzia delle Entrate è titolato che per i figli entro i 21 anni non spettano le detrazioni per familiare a carico. È vero, perché sono state completamente assorbite dall'assegno unico, però ai genitori spetta sempre il riconoscimento delle spese relative ai figli a carico, per cui l'asilo, la scuola, le spese mediche, le attività sportive, i trasporti, l'università, quant'altro, tutto il mondo delle spese legate ai figli praticamente può comunque e deve comunque essere portata in detrazione da parte del contribuente. E questo appunto per poter raggranellare tutte quelle possibilità di introito, di restituzione di spese effettuate durante l'anno e portare a casa il massimo del cosiddetto risparmio fiscale. Noi come CGIL e CAF CGIL Nord-Est parliamo sempre risparmio fiscale, sì, perché teniamo conto che praticamente spendendo per la nostra gestione normale della vita, poi a fine anno c'è il 730, cioè ovvero adesso a consuntivo dell'anno si fa il 730 e qui si introducono tutte le spese tutte le deduzioni che possono essere fatte valere al fine di portare a casa il massimo possibile, al fine di godere dei benefici dalle spese sostenute. Graziano, chiedo scusa, Graziano, la interrompo un attimo perché abbiamo una telefonata. Sentiamo cosa ci chiedono i telespettatori da casa. Pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno signora, scusi se la disturbo. Ma no, non ci disturba. Mia nipote convive col ragazzo, però il contratto di affitto ce l'ha lui e lei paga metà. Come si potrebbe fare per far l'ISEE? Perché lei lavora, però paga metà affitto. Aspetti che, allora, mi scusi, intanto mi dica come si chiama e da dove chiama, giusto per curiosità. Allora io chiamo da Verona, mi chiamo Urbani Gemma. Benissimo, signora, un attimo, solo che sentiamo se la convivenza fa... sono la nonna, io mi interesso per mia nipote. Brava, fa bene a interessarsi. Graziano, vediamo se Graziano... Una domanda, ma la nipote è cointestataria del contratto d'affitto? Oppure lo paga così e intestatario è il convivente? Signora Gemma. Sì, cambia. Ecco, abbiamo detto che è intestataria anche la nipote di questo contratto oppure no? No. Quindi gli passa la sua quota, insomma, al convivente? Sì, lei paga metà affitto, però l'intestazione del contratto ce l'ha lui. Come si potrebbe fare, perché lei vorrebbe fare l'ISEE? Io sono andata a prenderci la carta, c'è su tutto scritto come deve comportarsi, però non si può fare una carta dal padrone che paga metà affitto, anche lei, perché non vogliamo mica andare in mesorogni. Aspetti che rispondiamo, Gemma, prego, Graziano. Ci mancherebbe altro.
Allora, quello che lei sta richiedendo praticamente è se c'è la possibilità, parlando con il padrone di casa, chiamiamolo così, se c'è la possibilità di inserire anche il nominativo della nipote all'interno del contratto. Potrebbe farlo, l'unica cosa è che deve cioè, se trova l'accordo col titolare, con il padrone di casa, può farlo, però questa cosa può essere fatta solamente se viene fatto un subentro o un'integrazione dell'intestazione del contratto, deve essere registrato all'ufficio di registro e successivamente poi verrà, una volta ufficializzato il tutto, conteggiato anche la quota di affitto che effettivamente spetta a suo nipote, però solo dal momento in cui viene registrata questa variazione. È una semplice variazione del contratto di affitto, di intestazione del contratto di affitto. Si può fare, l'importante è trovare la quadra col padrone di casa. Ha sentito Gemma? Sì. C'è un po' di ritardo nella televisione rispetto, ecco, qualche istante. Benissimo, grazie di aver telefonato Gemma, speriamo che sia stata soddisfacente. Poi effettivamente, Graziano, anche per l'ISEE ci sono tutta una serie, no, di variabili da considerare, vero? Ma certo, perché poi oltretutto è a favore della nipote della signora il fatto che il contratto d'affitto, pur pagandolo, sia intestato anche al 50% a lei, perché questo può essere dedotto dall'ammontare del reddito dell'ammontare del reddito della nipote, perché praticamente diventa come deducibile dal reddito ISEE. Ma oltretutto pagandolo, magari se ha un reddito basso la nipote, può anche usufruire della detrazione all'interno del modello 730 pagando la sua quota, perché magari ha le condizioni per poter anche della detrazione nel modello 730. Le detrazioni nel modello 730 partono da 150 euro, arrivano a 994 euro l'anno, per cui non è che parliamo di pochi soldi. Per cui se regolarizza un po' questa posizione pagando d'affitto, può portare a casa il beneficio sull'ISEE e il beneficio anche in dichiarazione dei redditi. Benissimo, Graziano, voleva aggiungere altro sulle novità, sulle variazioni che ci sono in dichiarazione dei redditi quest'anno? Beh, senz'altro come novità della dichiarazione dei redditi quest'anno, visto tutto quello che è successo l'anno scorso con il discorso delle cessioni del super bonus e quant'altro, sicuramente chi si è trovato un po' appiedato dal discorso delle cessioni praticamente può portare in detrazione magari anche le spese del 2022 legate al super bonus all'interno del modello 730 2024 redditi 2023, al fine di poter godere la detrazione in 10 rate e non in 4 rate, come era preventivato dalla normativa, per cui sarebbe un'agevolazione in più poter diluire, non avendo grandi bacini di ritenute IRPEF su quale valere la detrazione, vedendo anche quanto sono gli ammontari dei rimborsi. È un'agevolazione che è stata introdotta a partire da questa dichiarazione, però l'importante per poter godere di questa agevolazione è che l'anno scorso abbia optato di non indicare il 2022, ovvero doveva saltare un anno per poter gestire questo tipo di agevolazione. L'altra cosa che mi viene da dire è che la percentuale invece per tutte le spese sostenute nel 2023 per il super bonus passa dal 110 al 90% in sede di dichiarazione dei redditi, e soprattutto penso che Monica e anche Carla condividano, prego le persone che devono usufruire di queste in sede di 730 di prendersi per tempo, perché sono pratiche piuttosto complesse che hanno bisogno di una serie di disamina della documentazione necessaria, e molti documenti che vengono richiesti praticamente devono anche essere visti con la lente di ingrandimento, onde evitare di illudere le persone e dare dei risultati a credito, dei rimborsi piuttosto consistenti, e dopo magari vedere successivamente vedersi in entrate, per cui si ha la necessità della perizia, di una dovuta perizia, di una maggiore perizia, di una dovuta attenzione per queste pratiche, per cui magari non arrivare al 30 settembre con queste pratiche, ma anticiparle, perché essendo complesse necessitano proprio di tempo materiale per la visione di tutta la documentazione. Posso assicurare che tante volte per gestire un modello 730 con un 110% all'interno non è sufficiente una giornata
di lavoro, 8 ore a fare il controllo della documentazione. Monica lì e può anche certificarlo, perché ha visto poi come si evolvono le situazioni e quanto complesse, anche perché una pratica non è mai uguale ad un'altra. Ricordiamo sempre che il modello 730 mio non è uguale a quello della Monica, non è uguale a quello del... ma è un abito sartoriale, bisogna cucirlo addosso alla persona, per cui non è possibile standardizzare sempre, qualsiasi sia il tipo di o di reddito che uno abbia, è sempre un'eccezione rispetto alla persona che ha di fianco, che sta là facendo il 730, per cui può essere che delle carte in più, può essere che invece se la cavi con in pochissimo tempo a gestirla, perché la situazione è un po' più semplice. Bisogna capire che bisogna cucire, tagliare addosso alla persona quella che è la sua dichiarazione e, come giustamente diceva Monica, al fine di poter portare a casa il miglior risultato possibile a favore del contribuente, perché questo è il nostro scopo. Lo so, alle volte chiediamo più volte della documentazione, facciamo delle precisazioni, ma è questo lo scopo, garantire il contribuente. Quando si è alzato lì dalla scrivania dell'operatore, auspichiamo che l'Agenzia delle Entrate dopo non gli mandi nessun tipo di lettera per richiedere indietro qualche agevolazione o qualcosa legato alla dichiarazione di reddito. Grazie Graziano, ma è bello sentire anche la passione, no? Che ci mette Graziano, posso dire, nel raccontare anche cose che magari dovrebbero essere un po' noiose anche, invece è molto appassionato, bravo, ci piace. Allora, Monica, anche in riferimento a quello che diceva lui, sì. Vediamo se la regia ci può inquadrare la pagina proprio del vostro sito, perché per farsi trovare preparati cosa bisogna fare? Bisogna avere tutti i documenti alla mano, ecco sì, qua. Chiaramente all'interno del nostro sito noi abbiamo messo a disposizione un documento che di fatto è stato prodotto da Graziano, appunto in qualità di responsabile fiscale Nord-Est, e che vuole essere di fatto una traccia della possibile documentazione da portare chiaramente il giorno della presentazione della dichiarazione. Questi sono tutti i link che si possono schiacciare. Sì, se si va su dichiarazione dei redditi, si apre la pagina apposita e qui vedete i documenti necessari. Ci sono appunto delle informazioni utili, tra cui insomma una parte di novità appunto che Graziano ha citato, ma soprattutto anche l'elenco documenti. Non è chiaramente esaustivo, non ci sono problemi chiaramente se nel momento in cui si accede la prima volta al CAF non si ha tutto, si può naturalmente tenere un attimo ferma la pratica e poi la si completa con tutta la documentazione necessaria. Volevo ricollegarmi brevemente a quello che stava dicendo Graziano in merito al fatto che bisogna giustamente adoperarsi per portare la documentazione. Ecco, quando una persona si rivolge a un centro di assistenza fiscale per la prima volta, soprattutto in presenza di oneri pluriennali che possono riguardare nello specifico, li ha citati poco fa Graziano, quelli relativi ad esempio a mutui piuttosto che a lavori proprio sostenuti sull'abitazione, che sia anche la mera caldaia piuttosto che un lavoro più importante, naturalmente il CAF che vede per la prima volta e acquisisce la documentazione per la prima volta, seppur la persona abbia presentato la sua dichiarazione dei redditi presso un altro centro di assistenza fiscale, ha l'obbligo di visionare tutta quella documentazione. Non può far, diciamo, affidamento sul fatto che il dato inserito nella dichiarazione dell'anno precedente sia corretto. Quindi a volte può succedere che la persona, di fronte alla nostra richiesta di portarci la documentazione di oneri, diciamo, datati, magari dica insomma è troppo faticoso, però vi posso assicurare che giustamente nella tutela anche, ripeto, del cittadino che abbiamo di fronte, assicurargli che anche quanto fatto chiaramente da chi ci ha preceduto sia perfettamente corretto e abbia portato insomma la detrazione dovuta al cittadino. Questo insomma per... Necessariamente, quindi c'è un tempo, no, di lavorazione. Allora, prima di sentire Carla, vedo che c'è un'altra telefonata. Buongiorno, chi è? Pronto? Buongiorno, sono Bastiana Lucia, sono di Conegliano. Sì, salve signora, prego. Buongiorno, sono che ho un problema, ho una ditta delle imprese di pulizie che non mi danno il codice, che ho perso il codice per entrare dipendenti dei buste paghe e non posso scaricarlo perché non lo dà. Ogni volta, anche 730, ogni volta devo andare all'agenzia di Vittorio di Entrate. Come si posso fare per fare io me stessa per
per ricevere questa roba qua? Ogni volta Nel senso, signora, che lei con la sua azienda per cui lavora ha un problema per ricevere i documenti, le buste paga? È corretto? Ho capito bene? Sì. E anche 730. I documenti che le servono per il 730, sì, immaginiamo. Non riesco più ad andare dentro sul codice. Ma è sufficiente, ma immagino farne richiesta, per quanto riguarda le buste paga dovrà sentire il consulente dell'azienda, perché chiaramente o hanno istituito un'app, inserendo il codice fiscale riesce a aprire, come voglio dire viene fatto per la pubblica amministrazione, ma parlo anche per noi, ad esempio le buste paghe vengono tramite un'app, inserendo il codice fiscale riesce a aprire e vedere la busta paga, anche perché è un diritto avere il cedolino della busta paga. Per quanto riguarda il 730, molto probabilmente l'azienda deve erogare comunque il CUD e rilasciarlo, perché c'è l'obbligo, altrimenti con lo SPID... No, non dà proprio niente. Ma hanno l'obbligo di inviarlo, perché loro... non me lo dà niente, perché ne devo andare ogni volta io. Perché c'è l'obbligo. Attraverso lo SPID, attraverso il cassetto fiscale personale, con le credenziali dello SPID o l'applicativo della carta d'identità elettronica, che ci sono dei codici PIN, si possono inserire. È chiaro che attualmente ancora non sono disponibili le CU per i redditi 2023 all'interno del cassetto fiscale, quindi se ha l'appuntamento per fare il 730 non è ancora visibile momentaneamente, ma comunque ripeto che c'è un obbligo del datore di lavoro a rilasciare la certificazione. Ecco, quindi c'è una violazione in corso, diciamocelo pure, almeno sospetta violazione a questo punto. Sì, perché comunque viene erogato a tutti, vedo che insomma il CUD del lavoro dipendente tra l'altro hanno l'obbligo di trasmettere all'Agenzia delle Entrate entro il 18 di marzo, proprio in virtù del fatto che poi questi documenti transitano anche nella dichiarazione precompilata del 730 o del modello redditi. Magari possiamo aiutarla eventualmente, visto che è di Conegliano, se eventualmente senza impegno ha piacere magari di passare presso la nostra sede di Conegliano, possiamo vedere eventualmente se possiamo fare da tramite qualcosa, eventualmente mandando una mail alla sua azienda e chiedere eventualmente insomma il ripristino di questo codice per accedere all'app, piuttosto che eventualmente la CU, perché le serve a breve per fare la dichiarazione, se non le è ancora pervenuta, volentieri, insomma senza impegno. Ecco, ha sentito Lucia, questa può essere una buona strada anche per poi chiedere informazioni di cui possa aver bisogno, anche per come comportarsi nei confronti dell'azienda. Ok. Grazie. Ok, un giorno vengo là allora. Volentieri. Mi pare la cosa migliore a questo punto, senza dubbio. Grazie della telefonata Lucia. Mi dicono dalla regia che dobbiamo andare velocemente in pubblicità, torniamo tra pochissimo. Siamo di nuovo in diretta da studio, lo spazio dedicato alla CGIL e al sindacato, in particolare oggi parliamo di 730, dichiarazioni dei redditi, perché ce ne sono molte novità di cui venire a conoscenza in questo periodo. Si apre da domani, dicevamo, con le nostre ospiti Monica Giomo, Carla Barella e collegato Graziano Basso, si apre domani la campagna proprio per le dichiarazioni dei redditi, quindi fate attenzione perché sono strumenti molto importanti. Allora Carla, in particolare lei si occupa del servizio partite IVA, è un mondo tra virgolette a parte, tra l'altro molto diffuso anche nel nostro territorio. Quali sono le novità che sono entrate in vigore da gennaio peraltro? Le dichiarazioni reddituali, quindi non c'è solo il 730 ma anche il modello redditi, anche se da quest'anno, come ha detto Graziano, una platea di contribuenti possono passare al 730 perché semplifica naturalmente tutta una serie di adempimenti e soprattutto anche in virtù dei versamenti delle imposte o comunque rimborsi di crediti spettanti dalla dichiarazione. Quello che rimane come redditi soprattutto riguarda quei titolari di partita IVA, perché hanno dei quadri speciali da dichiarare e quindi momentaneamente non possono transitare in 730. La scadenza naturalmente è stata anticipata rispetto agli anni precedenti, perché prima l'invio della dichiarazione dei redditi era entro il 30 novembre,
tipo 2023, da quest'anno è stato cercato di equiparare alla scadenza del 7/30, vale a dire per tutte le dichiarativi al 30 di settembre. Quindi anticipato di un paio di mesi. Esattamente, quindi anche tutta una serie di adempimenti per chi gestisce queste pratiche. Solo per quest'anno c'è un'ulteriore proroga di 15 giorni, quindi si va fino al 15 di ottobre come trasmissione della dichiarazione per evitare che sia considerata come omessa dichiarazione. Quello che mi preme, al di là della scadenza, è di ricordare la scadenza dei versamenti delle imposte, quindi andiamo al 30 di giugno, senza nessuna maggiorazione. C'è la possibilità per tutto il mese di luglio, quindi dal 1 luglio al 31 di luglio, con una maggiorazione dello 0,4, e questo è valido sia per i titolari di partita IVA ma anche per quelle persone fisiche che decidono, anziché di transitare nel 7/30, nella dichiarazione dei redditi. Invece la novità nella rateizzazione dei versamenti è che è stato in pratica, anziché aumentato la possibilità di pagamento rateale. Partendo dal 30 di giugno c'era la possibilità di fare in 6 rate, quindi si andava a ridosso di novembre. Adesso è stato aumentato anche con la 7ª rata, quindi si va a dicembre. È da valutare, ad esempio, che è stato un esperimento quest'anno, la 2ª rata di acconto, che era del 30 di novembre per le sole imposte IRPEF o imposte sostitutive, hanno dato la possibilità di rateizzare ulteriori 5 rate. Quindi vale a dire che ogni mese per tutto l'anno dovresti avere delle scadenze di versamento delle imposte. Un'altra cosa che mi collego, soprattutto per quei titolari di partita IVA e che sono iscritti all'INPS gestione separata, se per ipotesi dalla dichiarazione scaturisce un credito INPS, non si può più, come gli anni precedenti, utilizzarli direttamente. Bisogna trasmettere la dichiarazione in anticipo, attendere 10 giorni per avere il consenso da parte dell'Agenzia delle Entrate e utilizzare quel credito. Quindi vuol dire anticipare tutto. Per questo motivo bisogna attrezzarsi per tempo. Esatto, non dire tanto c'è tempo, perché comunque se scaturiscono dei crediti magari sei costretto a versare e dopo chiedere, voglio dire, utilizzarli in un secondo momento. Quindi fate attenzione. Carla, ma sono novità migliorative dal vostro punto di vista? Allora, no, perché sono adempimenti mensili. E in pratica rischi che magari non ti ricordi a fare l'invio del versamento, perché non è una cosa automatica come nel 7/30 che magari c'è il datore di lavoro che preleva. Devi abituarti a versare, se lo fai in autonomia, oppure comunque anche per noi come CAF che gestiamo anche questo tipo di consulenza, quindi questo adempimento, ogni mese devi comunque ricordarti di controllare soprattutto e avvisare il cliente che viene fatto questo adempimento. Un'altra novità effettivamente per i titolari di partita IVA in vigore dal 1 gennaio 2024, in pratica in modo particolare per i forfettari, l'obbligo della fatturazione elettronica per tutti. Ricordo che era diventato obbligatorio la fattura elettronica anche per i forfettari dal 1 luglio 2022. Se non avevano superato un limite di reddito 25.000 potevano rimanere nel cartaceo, e così è rimasto per tutto il 2023. Adesso non ci scappa più nessuno. Esatto, ricordo che era stato un po' uno shock all'epoca, no? Questa entrata in vigore. Per tutti, ma soprattutto per quelle persone che magari non sono un po'... non sono così pratiche di queste cose. Di questi adempimenti, soprattutto perché bisogna avvalersi di una software, un gestionale che gestisci. E comunque per far fronte a queste problematiche noi come CAF Veneto do l'assistenza, nel senso che magari ci mandano la copia cartacea per favorire questo e noi provvediamo a elaborare la fattura elettronica, inviarla allo SDI, inviarla al cliente, in modo di dare un'assistenza totale su questo adempimento che non per tutti è facile. No, neanche ma sentirlo raccontare, in effetti, figurarsi appunto. No, ma perché ci sono, voglio dire, anche nel momento in cui vai a inserire una semplice, voglio dire, tipo consulenza, quindi una prestazione, sono riferimenti di tutti dei codici, quindi figuriamoci persone che non sono dentro nella materia,
fanno presto a sbagliare, tipo anche le fatture con l'estero, il codice N2.1 piuttosto che N2.2, quindi diventa un po' complicato e ogni volta che si fanno degli errori sono sanzioni. Appunto, quindi è sempre meglio appunto riferirsi a chi è più esperto, no Monica? Non so se su questo tema volessi aggiungere qualcosa. Sì, diciamo che la tutela dei soggetti titolari di partita IVA non si ferma chiaramente alla tutela, diciamo, amministrativa, burocratica, fiscale, gestita appunto da Carla e dalla collega, ma naturalmente alla CGIL attraverso la categoria specifica appunto delle nuove identità di lavoro, NIDIL in particolare, con Rossana Careddu la segretaria, riesce a dare una assistenza, tutela anche per tutte quelle norme, diciamo, contrattuali che, essendo proprio un mondo atipico, ok, nuove identità di lavoro sono atipiche, magari non sono, diciamo, tutelate da dei contratti come possono essere quelli di altri settori, piuttosto che pubblici, privati, trasporti o quant'altro, e quindi diciamo che la collega, insomma, cerca di dare a chi necessita naturalmente anche questo tipo di diciamo, aiuto e di assistenza, che ritengo sia fondamentale naturalmente per poter avere delle tutele anche per queste figure, insomma, che magari non hanno tutti dei benefici come possono avere i lavoratori dipendenti. Esatto. Ecco, quindi. Anche perché non c'è da parte delle casse o dell'INPS come contenitore e gestione separata delle tutele, anche se qualcosa adesso è stato istituito, tipo la NASPI che si chiama ISCRO nei confronti, o la malattia, fai domanda, però sono sempre comunque molto irrisorie. E consideriamo che noi seguiamo una molteplice di figure professionali, quindi che va dal medico all'infermiere, a quello che fa il grafico, il consulente, quindi veramente l'architetto, l'ingegnere, quindi con caratteristiche diverse, composizioni diverse, perché comunque bisogna valutare, perché non c'è solo il regime forfettario, perché bisogna capire un attimo e valutare anche l'accesso a questo regime, se ci sono le caratteristiche per accedere, oppure, voglio dire, può essere che in quell'anno è entrato nel regime forfettario, ma per qualsiasi cosa è uscito. Ad esempio, abbiamo visto che nel 2023 un cliente è passato dal regime ordinario al regime forfettario, perché aveva tutte le caratteristiche. È arrivato il CUD da parte dell'INPS, quindi era sotto, ha avuto degli aumenti, ha superato il reddito lordo di 30.000, è una causa esclusiva, cioè che ostativa a rimanere nel regime, e in pratica adesso deve passare nel regime ordinario, quindi applicare l'IVA con tutta una serie di conseguenze, anche di adempimenti, ma comunque siamo in grado di far fronte anche a queste problematiche e comunque di dare l'assistenza sia contabile sia a livello previdenziale e tutto. Che è fondamentale, insomma, perché effettivamente districarsi non è facile. Informarsi prima soprattutto, perché magari giustamente a Carla riceve magari persone che hanno intenzione di aprire la partita IVA, magari hanno un'idea di quello che può essere il loro fatturato annuo e però non sanno giustamente quali sono gli adempimenti a cui devono far fronte o quali possono essere eventualmente sulla base di loro redditi già posseduti, magari gli aspetti insomma tra virgolette negativi, esattamente le convenienze dove ci stanno, quindi ecco, Carla dà un'assistenza, insomma. Non è detto che il fatto di aderire al regime forfettario, che è quello che semplifica per alcuni adempimenti, sia quello più congruo per la sua posizione, e quindi bisogna fare tutta una serie di valutazioni a confronto delle varie tassazioni, quindi siamo in grado di dare anche questo. Già all'origine, insomma, per non incorrere, sì, per non incappare in problemi. Poi ricordiamo che ci sono delle cause ostative che non ti possono permettere, una era di questo, di non avere reddito da lavoro dipendente superiore a 30.000, perché questo non fa sì che non puoi accedere. Quindi ognuno, come diceva prima Graziano, voglio dire, per la propria dichiarazione, per la propria, voglio dire, posizione, bisogna valutare, non è uguale per tutti la situazione. Grazie Carla. Graziano, vediamo se ancora
Collegato, eccolo qua. Allora Graziano, la CU è sempre corretta, la CU 2024, e soprattutto chi deve controllare, perché magari il contribuente se lo domanda, e soprattutto se qualcuno ha qualche sospetto di qualche errore, cosa deve fare? Allora, innanzitutto per normativa italiana purtroppo l'onere che la CU sia corretta è sempre a carico del contribuente, per cui è il lavoratore stesso che deve verificarsi la CU. Qualora sia in grado di farlo, può farlo autonomamente, il primo controllo che può fare è vedere se quanto gli figura come lordo, come imposta, e facendo lordo meno imposta è quello che effettivamente ha preso nell'anno. La CU formalmente potrebbe anche essere corretta. L'altro controllo invece è andare nella sostanza delle cose, vedere se se è stato erogato correttamente il trattamento integrativo oppure non deve essere erogato, quando la detrazione per coniuge a carico, se effettivamente doveva essere erogata, se la tassazione è stata fatta correttamente, ma anche una cosa molto sciocca che porta all'obbligo dichiarativo. Ho cambiato la residenza l'anno precedente, non l'ho comunicato al datore di lavoro. Questo è un obbligo dichiarativo perché mi cambia la tassazione a livello addizionale comunale, per cui devo stare attento a tutte queste particolarità. Di solito quando si cambia la residenza, per esempio, non lo si comunica mai al datore di lavoro, ma è la prima causa per andare in omessa dichiarazione qualora io abbia solo un reddito di lavoro dipendente e correttamente conguagliato, formalmente correttamente conguagliato, perché non ho comunicato il cambio al datore di lavoro. Poi, se uno non è in grado di farsi il controllo del modello 7.3 della CU, può sempre utilizzare il personale del CAF che ha a disposizione per fare il controllo della CU, e guarderà le condizioni con cui è stata erogata la CU. Qualora si rilevi che la CU è errata, per cui per esempio sono stati dichiarati dei periodi per cui non è stato il lavoro, non è stata percepita la busta paga ma il lavoro è stato espletato, si potrà chiedere al datore di lavoro di correggere la CU stessa chiedendo la riemissione. Qualora questo sia impossibilitato, non voglia o ci siano delle altre cause in corso per cui non fa la correzione, e comunque il contribuente si può difendere ricusando la CU, compilando 3 raccomandate e inviandole agli enti preposti, per cui però il CAF è a disposizione per dare tutta l'assistenza necessaria e tranquillizzare l'utente. Però comunque continuo a ribadire: il controllo è in capo al lavoratore e o al pensionato, per cui qualora ci fosse un errore nella CU vuol dire che si riporta in un'eventuale omessa dichiarazione se non si presenta la dichiarazione. Se invece si presenta il modello 730 o il modello redditi, siccome la dichiarazione dei redditi è la panacea di tutti i mali, si va a sistemare la posizione fiscale della persona, per cui per esempio vedo la cosa più ostica per il lavoratore: l'erogazione del trattamento integrativo è di difficile determinazione. Di solito anche abbiamo in sede di consulenza consigliato nelle posizioni borderline, piuttosto che di ricevere il trattamento integrativo, non chiedetelo, tanto dopo dovete fare il 730, è meglio ricevere quello che spetta e non dover restituire del trattamento corrisposto in più, per cui c'è sempre il 730 che ti porta a richiedere tutto quello, come si diceva prima, a portare a casa tutto quello che ti spetta. Per cui in tutte queste forme di controllo comunque c'è il CAF dietro, è a disposizione. Monica è lì, Carla lo stesso, lo facciamo con passione come diceva lei, perché per noi la tutela del lavoratore, del pensionato, del contribuente in genere è la nostra missione, la nostra mission. Ecco, allora abbiamo un paio di minuti ancora, Monica. Quali sono le raccomandazioni che possiamo dare allora ai nostri telespettatori in questo momento dell'anno per ricordare un po', insomma, di fare attenzione a non dimenticarsi per strada qualche cosina? ISEE per chi non l'ha fatto, dichiarazione di redditi, prepararsi.
Allora, per quanto riguarda l'ISEE, ricordo che è un servizio completamente gratuito al cittadino. Per chi lo predispone, insomma, questa dichiarazione per la prima volta può risultare un attimo oneroso, ma neanche tanto, raccogliere, come appunto diceva anche lei, la documentazione, però una volta fatto quell'ISEE ti consente appunto di portare a casa una serie di contributi in termini economici che sicuramente fanno comodo. Chiedo scusa, lì l'unica cosa è non sbagliare l'anno, no? L'anno sì, in questo caso le liste ci aiutano, appunto quelle che sono esposte presso il nostro sito, perché l'ISEE guarda alle 2 annualità precedenti, quindi guardiamo a redditi e patrimoni dell'anno 2022, mentre quando parliamo di 730 oppure di dichiarazione chiaramente redditi, persone fisiche e partite IVA, guardiamo all'anno 2023, quindi l'anno precedente rispetto a quello in cui siamo oggi. Ecco, una cosa che mi preme insomma ricordare è che noi siamo chiaramente a disposizione da qui fino a settembre per quanto riguarda appunto la compilazione 730 e anche modello redditi tutti i giorni della settimana. I numeri di telefono sono riportati nel sito, ma è facile, 0422 40 91 tasto 2, e qualora chiaramente le linee telefoniche, seppur rafforzate con del personale aggiuntivo, le trovaste sempre occupate, per chi è in grado trovate una mail di riferimento, è sufficiente scrivere il proprio nome e cognome e un contatto telefonico, ho bisogno di un appuntamento, noi provvediamo tranquillamente a ricontattare tutti coloro i quali insomma ci scrivono senza dover. Abbiamo chiaramente anche altri strumenti che sono il WhatsApp magari, che può risultare comodo. Esatto, allora chiederei alla regia se ci fa rivedere la pagina qui dell'home page del CAF, esatto, grazie infinite Tony e Alessandro, e appunto io l'ho fatto per esempio via WhatsApp. È un sistema automatico, chiaramente insomma è facile, non c'è una persona chiaramente con cui si interloquisce, ma naturalmente insomma per chi usa un po' gli strumenti informatici può risultare comodo potersi prenotare l'appuntamento oppure posticipare di orario, insomma anche attraverso appunto questo sistema insomma a disposizione. Che dire, portare con voi tutta la documentazione, non buttare nulla. Ricordo che il 730 è sempre un'opportunità sia per eventuali diciamo integrazioni future, perché una volta che ho oltrepassato diciamo i termini naturali per presentare la dichiarazione, quindi si va, Carla ha utilizzato un termine, omessa, quindi nel momento in cui si oltrepassano i 90 giorni dalla scadenza naturale, che sia 15 ottobre piuttosto che insomma col 730 quella è, e lì non si può fare nulla se non un integrativo. Ma quando io non presento la prima dichiarazione, poi dimentico e trovo una spesa di qualsiasi natura essa sia che potevo utilizzare e detrarre o dedurre, non lo posso più fare. Quindi mi aggancio a quello che diceva Graziano, sicuramente chi ha solo la CU e che ha lavorato magari e pensa che sia tutto a posto, un passaggio velocissimo, la consulenza fa parte dei nostri servizi, io dico sempre è un'opportunità, dopo chiaramente può essere in positivo o in negativo, perché la CU può anche essere malauguratamente errata, nel senso che il lavoratore ha l'obbligo di restituire delle somme che magari gli sono state date in più, però insomma il più delle volte si tratta del contrario, quindi secondo me vale sempre la pena, assolutamente. Benissimo, Monica, chiarissima come sempre, grazie. Allora il tempo è terminato, io ringrazio come sempre per la grande disponibilità Monica Giomo del CAF, Carla Barel che si occupa in particolare, abbiamo detto, di partite IVA, e da casa Graziano Basso, responsabile fiscale. Grazie a voi per tutte le informazioni utili che ci avete dato. Ricordo ai nostri telespettatori che adesso c'è il cinema, oggi Gerarchi si muore con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, immortali davvero, e Aldo Fabrizi e molti altri attori, quindi un genere comico, una commedia divertente, non perdetevela. Io ringrazio in regia Alessandro Granziera e Antonio Esposito, grazie a voi che ci avete seguito da casa e a tutti un buon pomeriggio.